La Valle dei Templi di Agrigento è stata invasa stamani dalla musica, dai canti, dai colori, dall'allegro vociare di centinaia di bambini e di ragazzi, come ormai è tradizione. I gruppi internazionali partecipanti al 22esimo Festival del Folklore I Bambini del Mondo, unitamente ai gruppi agrigentini e agli alunni di diverse scuole della provincia, hanno dato vita alla tradizionale e tanto attesa passeggiata della pace e della fraternità. La Valle dei Templi, patrimonio dell'umanità grazie alla collaborazione del Parco Archeologico, ha aperto i suoi cancelli per uno degli appuntamenti più sentiti del Festival internazionale I Bambini del Mondo, da anni parte integrante del mandorlo in fiore di Agrigento. Un lungo serpentone colorato e festante con in testa la bandiera dell'Unicef è partito dal Tempio di Giunone, raggiungendo il Tempio della Concordia, una passeggiata con i ragazzi protagonisti e ambasciatori di pace, uniti per un unico scopo, la pacifica convivenza tra i popoli del mondo. Ad accogliere i gruppi è stato Giovanni Di Maida insieme a Luca Criscenzo, che non hanno nascosto la loro soddisfazione per il successo non solo della passeggiata ma dell'intero festival. Ai piedi del Tempio i bambini del mondo hanno letto alcuni passi dei principali fondamentali della Dichiarazione dei diritti del fanciullo emanata dall'Unicef nel 1959. Inoltre, ognuno in propria lingua, con i canti della propria tradizione, hanno rivolto ai grandi della terra un unico grido affinché terminino tutte le guerre, i regni e la pace nel mondo. Al termine della passeggiata una mega foto di gruppo con i partecipanti che sono stati coinvolti in quello che ormai è diventato il saluto universale e non solo agrigentino, l'intramontabile trallallà. Proprio per questi grandi valori che vanno oltre il folklore, i Festival I Bambini del Mondo, organizzato dall'AIFA, presieduta da Luca Criscenzio, gode del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e per l'Unicef. 8 i gruppi internazionali che hanno partecipato al festival: Albania, Honduras, Kirghizistan, Macedonia, Panama, Slovacchia, Taiwan, Turchia. Con gli ospiti internazionali, gruppi locali di Gergento, Oratorio Don Guanella, I Fiori del Mandorlo, Città di Agrigento, Fabaria Folk, Herbesus. Questa sera alle 16:30 presso i locali della Chiesa Madonna della Provvidenza la suggestiva preghiera interreligiosa I Popoli per la Pace, dove i bambini del mondo con la loro religione e la loro lingua pregheranno per la pace nel mondo.